Buongiorno cari amici telespettatori, siamo qui a presentarvi la situazione della superstrada pedemontana veneta. Tempo fa abbiamo sorvolato questa opera, si tratta di un video di circa 6 mesi fa. La superstrada è una infrastruttura viaria che attraversa la regione nel territorio vicentino e trevigiano. Stiamo vedendo le immagini dall'alto, riprese appunto sull'entità dei lavori, per renderci conto di come oggi sia importante questa struttura, ma soprattutto come è stata costruita. La vediamo in trincea, una struttura per lo più in trincea, voluta dai sindaci, dai vari cittadini che ne hanno fatto richiesta, e questo ha comportato sicuramente un aumento notevole di costi, perché vedete non è in superficie ma è stato fatto uno scavo e quindi la trincea ovviamente ha aumentato notevolmente i costi per venire incontro alle esigenze dei cittadini e anche dei sindaci. Tutto questo ovviamente ha comportato non solo un esborso di costi suppletivo alla media, ma anche, qui vediamo il sito della regione Veneto sulla superstrada pedemontana veneta, con il tracciato ha comportato anche dei rischi. Perché dei rischi? Perché come abbiamo avuto modo di intervistare vari sindaci, negli anni 60 e 70 sono state fatte delle discariche abusive, come anche lo ha rilevato il sindaco di Volpago del Montello Paolo Guizzo e tante altre località, insomma, delle discariche abusive che ogni tanto vengono ritrovate durante il percorso, e questo ovviamente bisogna che la SIS poi smaltisca questa parte che va trattata di terra in maniera diversa. Questo ha rallentato notevolmente i lavori nel rispetto dell'ambiente e ogni tanto può succedere anche qualche errore. L'opera sta andando avanti notevolmente, stiamo vedendo qui le immagini, facciamo scorrere anche di più per vedere i lavori. Vedete i lavori nel dettaglio, dall'alto si vede l'importanza. Poi ovviamente questo corridoio europeo mediterraneo, l'ex corridoio 5, ha un grande vantaggio economico per le aziende. L'intervento riguarda il decongestionamento della conurbazione territoriale nell'area metropolitana del Veneto centrale, con la realizzazione di un bypass attraverso un raccordo stradale che parte dalla A4 Montecchio Maggiore, si collega con la A31 e si chiude nella 27 all'altezza di Spresiano. Vedete come sono i lavori tipo 6 mesi fa. Fra poco inizieremo anche a farvi vedere i lavori di oggi. Questi sono 6 mesi fa circa. Ampi tratti sono già terminati, altri sono in fase di ultimazione. Nel cronoprogramma, ecco, stiamo vedendo più velocemente il filmato che ho realizzato per l'occasione. Nel cronoprogramma bisognerà prevedere che nel 2021, tolto Malo, la galleria di Malo, che è stata bloccata anche lì per indagini della magistratura di incidenti successi, di crolli per tipo di terreno friabile che è stato riscontrato. Guardate il lavoro che viene fatto, lo stiamo vedendo scorrendo le immagini. Ecco, qui ci sono ampi tratti già ultimati di pedemontana e qua siamo all'altezza più o meno di Altivole. Ad Altivole è successo praticamente, ad Altivole è stato trovato uno scarico di rifiuti sospetti. Blitz sulla pedemontana, la regione ha fatto intervenire i carabinieri dopo un video nel cantiere di Altivole. Un video virale ha mostrato un camion mentre interrava materiale della scarpata. La dottoressa Pellegrini, la vediamo qui ritratta, ha evidenziato come la regione abbia già iniziato a monitorare di cosa si è trattato. Il concessionario SIS ha detto al sindaco è un errore da parte degli operai che non si erano accorti degli scarti. Poi tra l'altro scarti che, da quello che si apprende, sotterrano i rifiuti, va fatta chiarezza. Un camion che vediamo ha sotterrato a posto una terra che aveva dei sacchi di cemento, quindi era un tipo di sacchi vuoti. Vediamo la verifica della struttura di progetto. Dopo il video di denuncia è stata effettuata, sono stati trovati i contenitori di calce con il nome del produttore, è stata presentata una denuncia ai carabinieri, il cantiere non si fermerà
il direttore Pellegrini dice sarà tutto monitorato. Questo succede, cari amici telespettatori, succede delle viscere della terra. Negli anni 70 sono stati anche posti delle discariche abusive, lo facevano in tanti comuni. Questo ha provocato dei problemi, sta provocando dei problemi, la situazione viene monitorata, la SIS sta bonificando, cioè è l'esatto contrario di quello che si sta dicendo. La SIS sta facendo il suo grande lavoro, va fatta chiarezza e sta monitorando la situazione in maniera da poter bonificare queste aree. Può succedere un errore umano. Questa arteria che sarà essenziale per la nostra regione, sarà essenziale, vedete a che punto sono i lavori, ma ci ripromettiamo di darvi un aggiornamento più dettagliato di come sono oggi i lavori. Questa è la tratta, diciamo, già ultimata. Ecco, qui ci stiamo avvicinando nella zona di Spresiano. Vedete, qua è la zona di Spresiano, stiamo andando verso Treviso e qua è il lago delle Bandie famoso. Qui è il consorzio Priula famoso, già Villorba, qui siamo a Villorba, vedete il consorzio Priula, poi ci spostiamo e andiamo direttamente nelle aree di servizio. Questa è l'intersezione con la A27. Qui verranno fatti dei caselli nuovi, verranno spostate le aree di servizio. Questa è la 27, stiamo sorvolando sulla zona di Remo Mosole, lago Le Bandie, guardate che lago splendido. Ecco qua, poi si intravedono le aree di servizio che verranno, diciamo, spostate, la Piave e la Sile. Ecco, vediamo da una parte e anche dall'altra sono le due aree di servizio. Stiamo proprio sorvolando in questo momento, viene cambiata completamente la viabilità del posto. Sarà quindi realizzata una nuova viabilità, come anche dalla parte di Montecchio, anche lì verrà fatta una nuova viabilità. L'opera è molto importante, l'infrastruttura ha uno scopo ambizioso di riordinare l'intero sistema viario, tipo la terza corsia della A4, ma non solo in trincea, e quindi ovviamente i costi sono notevolmente inferiori, perché volando ci si rende conto di come è l'entità dell'opera, il valore di quest'opera, come è stata costruita, i sottopassi, i viadotti, le gallerie. Tutto questo costa, signori, ma costa l'ira di Dio, ed è venuto incontro il concessionario, insieme anche di concerto con la regione, sono venuti incontro alle esigenze dei sindaci e dei cittadini. Allora, se uno chiede di fare una casa semplice è un costo, se uno invece la fa con gli ultimi criteri, con isolamenti, cappotti e tutte le strutture supplettive in più, con doppi muri, è chiaro che in corso d'opera il costo cambia. Sono state le richieste volute dal territorio dei sindaci, sono state rispettate. Questa è l'opera. L'opera, pur nella sua articolata forma e anche specializzazione, ha richiesto un po' più di tempo e non solo, ma anche più lavori. Perché un conto è fare una strada in superficie, una superstrada, un'autostrada, quello che è, e un conto è farla come questa, guardatela, cioè con tutti i lavori di scavo, con i sottopassi, con i ponti, con i viadotti e quant'altro. Poi ovviamente lavorando si incontrano anche dei diciamo inghippi, come è successo in questa situazione qua, che poi alla fine tutto il tam la magistratura sta ovviamente facendo le sue indagini, ma si sono trovati dei sacchi vuoti. Allora è stata presentata la denuncia, i carabinieri stanno guardando, la magistratura ha aperto un suo controllo, ma è chiaro che sacchi di cemento vuoti non è quello che si voleva far credere, per carità. Allora tutto è possibile, magari quando uno si sbaglia va fatta sicuramente chiarezza. Io ho una nota di rammarico però, perché è duro lavorare in queste condizioni, nel senso che ci sono tanti operai, maestranze, famiglie che stanno lavorando cercando di fare il massimo del possibile, del bene possibile che questa struttura.
e ci sono invece poi continuamente delle notizie negative che vengono, invece di parlare delle notizie positive, vengono amplificate le notizie negative, ma non importa, non ti curare di loro, ma guarda e passa. Vi faremo vedere molto presto anche lo stato odierno dei lavori, appena le condizioni meteo ce lo consentiranno, molto presto mi auguro. Sarà nostra cura farvi vedere lo stato attuale dell'opera, andare sui cantieri e sentire direttamente anche dalla popolazione e dai sindaci e anche ovviamente dalla struttura di progetto, e andremo anche dal presidente Zaia, e la struttura di progetto è molto importante per informare correttamente la popolazione. Questo vogliamo fare, cercare di dare il più possibile una notizia utile per tutta la cittadinanza.